mi mangio questo. Questa serata. Sì, la serata è bellissima. Ma l'architetto quello là viene. Quale architetto? Ah, l'architetto con la L. Penso che verrà più tardi, penso. Ma è sulla ruota panoramica, l'hanno visto che C'è in un girava, giro. girava. Sta ruota panoramica è di una bellezza unica. Claudia ha detto che mi ci porta. Sì, ci andiamo. Ma poi è bella, è artistica, veramente ti fa ritornare bambino, è vero? Bellissimo. Scusatemi, andiamo di là un attimo. Questa ragazza, proprio questa. Fashionissima. Sempre super fashion. È la più Sempre fashion. super È la più fashion di Cosenza, Noi lei. super buoni sempre. Ma girati. Ma perché? No, girati non è il caso. No. Ah no, scusate, non pensavo. No, io mi giro volentieri. Che problema È c'è? anche molto abbondante, come dire, non c'è No, niente era da... per vedere Ma il lei non è vestito, un mica il architetto. fiul. Ma scusa, dove scappate voi? Un Mo attimo. è andata ad acchiappare. Vieni qua, altri. Grazie vieni. Simona. Ma tu dovevi fare l'attore avvocato. Tu sei troppo buono, No, sei sempre bellezza e voce. No? Pure la voce, sentiamo. No. Fai un vocalista. No, ma non è troppo, siete che troppo buoni. voce! Guarda lei la Che bellezza. voce! Grazie, buonasera. Ma quanta carina. Possiamo fare un duo. Un due. Albano e Romina. Ma, No, già va. ma anche lei ha una voce molto profonda, bassa. Insomma, una bella coppia. Senti che voce, senti, di qualcosa, di qualcosa. Molto profonda, molto complimenti. Lui ce l'ha testosteronica, la voce è testosteronica, Claudio. Ma non mi spiego. No, lei è una voce sexy di fan fatale. Vediamo quell'altra signora qua. Ma ciao, falla distratta, lei sapeva che Guarda arriva. vaga! Ma come stai? Ma lei è un volto noto di Ten. È una che apparecchiava, sparecchiava, invitava. Noi ci imbuchiamo. Ho una grande festa qui a Cosenza. Noi non ci siamo qui. Noi non ci Ci siamo. mancherete. sì. Vi invidiamo lo stesso perché sappiamo dove andate. E quindi Addirittura. Oddio, sei saputo, sì, Claudio. sì, sì. Avevo detto di non dire niente a me l'ha nessuno. detto lei stesso. Ma Ma figurati. Figurati lei. Questo segreto. niente Buona di serata. Cucinella. Pure a voi, Au revoir. Ma Claudio la becchi proprio poverina col boccone in bocca. Vabbè, è È carina. un po' Col difficile, boccone è è stupenda, buonissima. è meravigliosa. Grazie. Carina lei. Com'è? Chi è l'architetto dei due? Tutti e due, Claudio. Tutti e due artisti. Lei è un architetto. No, È una creativa sicuramente. da cosa lo capisce? È un artista sicuramente. Da cosa si capisce? Ma dal suo look è stupendo. Ah, grazie, gentilissimo. Ma ci sono i suoi quadri, Vuol dire ci che sono? Non è architetto. Non è artista. È una Non creativa. architetto. Lei ha una conciatura, ma bellissima. Guarda questo capello così. Bello, come lo intitoleresti questo capello, Ma Claudio? è un capello anni No, 40, dai un 50, titolo, no? come se fosse un'opera Bene. d'arte. Dai. Molto retro, ma molto attuale e molto fashion. Sì, grazie. Non mi aspettavo questo complimento. Bravo, come sa intervistare. Quella è l'ultima opera d'arte che inquadrerei perché secondo me a te piace. Buone feste! Dove mi hai portato stasera? Stasera ti porterò in una discoteca. Ma non ce la faccio, tutti i peli, sto impazzendo. Voi ci dovete seguire, noi siamo su Ten, canale 10 ogni sabato alle 23. E 30 e la domenica alle 14. Ma Su Ten, canale 10. Ma non ce la faccio. andiamo a vedere se venite ci sono con altri noi che... Ma io sono bella anche così. Com'è che... Lei è umile. Non ce la fai a farmi diventare brutta. Venite, c'è una serata stupenda, meravigliosa. -1, -2. -1. Ginevra a Luca. Non mi prendere basta con le telecamere, mi devi prendere l'altro. Mo ti sta prendendo.
Non mi è- ha detto Luca, mi riprendi dal basso e vengo grossa. Vai tu che sono Andiamo, timida. andiamo. Buonasera. C'è un sacco di gente. Acciappa. Ciao. Come va? Ti ho riconosciuto. Ti ho Come hai riconosciuto. fatto che non si riconosce? Ma non lo dico, faccio Mi hai Dire, riconosciuto. a me mi hai riconosciuto. No, Eh, a lei no, a te non sì. sai chi c'è sotto questo abito. No, non lo so, lo so. Babbo Natale e Babba Babbo Natale. Babbo Natale. Ciao. Ma complimenti per la serata, non ce la faccio con sta barba findissima come me. Come va? Benissimo, Benissimo, complimenti. complimenti ai miei collaboratori che sono venuti stasera e questa è la festa loro. È vero, è la festa loro, ma è la festa anche nostra. Allora, noi lavoriamo un anno per festeggiare alla fine dell'anno e quest'anno forse c'ha un sapore ancora più bello. Sicuramente sì. Perché ci siete voi e quindi arricchite. Ma grazie, Grazie, grazie. Divertitevi, buona serata. Grazie Ciao. a te. Tommaso. Tommaso, l'erede dei Greco. Che arrivo verso le 11 e poi vado a dormire. E vai a dormire presto? No, scusami, Tommaso, no, è Scusa. pieno di belle donne stasera, non devi dormire. No, ma i miei gusti non sono esplicitati, quindi magari non sono le donne. esplicitati. L'importante Andiamo in cerca di tuo papà. Vai, se lo trovi! È là, Lo eccolo. cercheremo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Saverio Greco. Saverio Greco. Ormai ti abbiamo beccato, lui non è uno che vuole apparire come il figlio e il fratello, lui è molto riservato. Io non c'entro nulla con questo. Come No, stai? Solo di passaggio. Bene, bene, grazie. Complimenti sempre. Cerchiamo di fare il possibile. Ma Con voi i siete- nostri collaboratori, questo ed altro. Tantissima siete gente, bravissimi. tantissime belle donne ho visto e adesso siamo anche alla ricerca di begli uomini, uno l'abbiamo trovato. No, Sì, non dai, dite così, essere se no modesto. divento rosso, non per altro. Come Claudio. Filomè, ormai ti abbiamo catturata. Filomena, sei bellissima. sei scicchissima. Sei in tema natalizio, facci vedere questo bellissimo vestito. Grazie mille. Come stai, Ballo di Filomena? Natale. Bene, bene, benissimo. Bene. Grazie per essere qua, ma tu chi sei? Festa meravigliosa, c'è molta gente. Grazie, sì, sono contenta. Adesso iniziamo a ballare. Adesso iniziamo a ballare, dopo ci andiamo a cambiare, noi ci mettiamo in abito da sera. Certo. Il direttore, vieni qua. Ciao, buonasera. Il direttore Mario. Benvenuti nuovamente. Complimenti a lui, tu sei veramente un numero uno. Non è vero. È vero, te lo dico. Faccio il mio lavoro con passione e con amore, come sempre. Andiamo a casa. Quei Babbo Natale che ballano, anche se troppa gente ancora non ci crede, ancora non ci crede. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Bene insieme, Io la mia mano c'è un fiore, quando voglio faccio una brava di più. Oh no, 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 a me mancano di sopra e dopo poi dice ci conviene su. Oh yes, ora lei perché brucia sempre, è l'unica che è bella veramente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Come va, dottoressa? Tutto è scicchissimo. Signore e signori, buonasera a tutti quanti e grazie dell'applauso spontaneo. Facciamo un applauso forte forte forte. Un piacere vederti. L'applauso più grande va a Piacere voi. vederti, È un sempre. Pure augurio mio. da parte di- auguri, io non sento niente. C'è una ressa incredibile al buffet, chissà che cosa stanno Vieni, non si stanno capisce facendo niente. mangiare. Si spostano tutti. Dove andate? Rimanete qua. Dove andate? Poverina! Qua. Guarda com'è bella! Come va? L'hai spaventata, Claudio! Un pochino, ma lui Come fa sempre va?
per me luccicanti. gin. E Vuoi che un po'? cos'è? Sì. Beviamo. Do io. Buonasera. Buonasera. Ah, che bell'occhio che hai, Claudio, che begli uomini che hai trovato. Tu dici? Così di solito. Claudio Ma ferma allora sempre sai begli chi uomini. sono? No, dimmelo tu. Questo giovane è un medico. Oh, però. Un biologo. E lui è il direttore della Madonnina. Ah, però. È una serata vippissima stasera. È vero. Oh, Richard, Tantissimo, tantissimo. dottore, È lei una splendida serata. Ti è piaciuto Claudio vestito da Babbo Natale? È il Babbo Natale che ricorderò per tutta la vita. Poi ho riconosciuto Babba e Babbo Natale. Eravamo Ma meglio come stai? vestiti, di la verità. Bene, tutto bene, tutto bene. Io sono contentissimo di essere qui. Sono Ma tanti. chi è questo ragazzo? Io mi Chi chiamo è? Massimo. Massimo. Ma sei alla ricerca? Eh sì, sono alla ricerca. Ma è un mondo difficile. È un mondo difficile, dipende cosa cerchi, cosa cerchi. come mai hai scelto di fare il medico, il dottore, quando tu potresti fare cinema? Sei di un bello. No, io ti ringrazio, tu sei gentilissimo, ma ti ringrazio veramente per questo tuo complimento. Diciamo che sono state le vicissitudini della vita che mi hanno Vabbè. fatto fare questo. Comunque se te lo dice Claudio che puoi fare cinema, tu puoi fare anche moda. Anche Oh, Moda ha passato un po' l'età. moda, È no? buono da morire. Falla passare che fa una brutta figura, bene. Allora Andiamo avanti? Ma siete Andiamo bravi. avanti. Grazie. è un essere umano dalle sembianze femminili che è molto alta. Dove si comincia? Ma voi di dove siete? Non ho capito. Di dove siete? Noi siamo, diciamo, autoctoni di Cosenza, ma io provengo da un posto un po' lontano. Sorrento. Mi sta cadendo il pantalone. Oh, perché la cintura è là. Mamma. Che cosa c'è? C'è che mi sono Sexy da morire, sexy. Il mio salvatore, lui! Ma è vero, è lui! L'uomo dalle mani Il mio salvatore! Un grande medico! Un grande cristiano! Ma pare che con le mani faccia cose da pazzi lui. Ma cose da pazzi! Lo devo ringraziare una vita a lui perché mi ha preso in un momento un po' buio, non camminavo, ma quest'anno è successo. Siamo riusciti nonostante tutto, siamo riusciti a farlo camminare. E ballare. E ballare anche. Ma c'è una mucchiata qua, vai a vedere. Voilà! C'è che mi sono innamorata di te. Come carino. Ciao. Come ti chiami? Alessandro. Quanti anni hai, Ale? 21. 21, tu studi. Studio, faccio tirocinio. Faccio tirocinio. È maggiorenne. Faccio tirocinio alla Madonna della Catena. Vai. Tirocinio alla Madonna della Catena. Ma bravo. Un tirocinante. Guarda le donne. Guarda. Vanno forti i tirocinanti. Sono Vanno tutte forte. Adesso è no. in alto mare, per poi non so già andare, sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso il blu, e respirare in alto mare. Che ballerino, che ballerino.
amica Teresa Ruberto. Come stai? Bene, bene. Serata, il tuo uomo, vieni qua. Si nasconde. Come va? Hai visto la Ginevra? Come no? Beh, attenti a quei due. Attenti a quei due. Eccolo un altro pilastro. Ma perché stai di lato? Stai diritto, scusami. La cosa più bella è vederti qua. Grazie. Sei tu, è sempre una bella. Grazie, grazie. Come la vedi la serata? Ma io la voglio descrivere con due parole. Abbiamo vinto. Solo... Mi trovo benissimo. Cioè, fai tu delle domande. Cioè. Vabbè, fai delle risposte se vuoi. Ma che è successo alla baronessa? Baronessa, che è successo? Che è successo? Non riesco perché non sento. Non riesco a interagire con te. Vai tu, infilati tu, infilati. E tu cosa fai qua? Ma bravissimi! Ma io non voglio intervistare Claudio! Lui! Ma bravissimi! Bravissimi! Siete bravissimi! Ma andate in qualche scuola! Facciamo i caraibici! Si vede! Facciamo caraibici. Come? Balli caraibici. È una coppia saudanissima, fantastica! Siamo storici, una Non si sente niente! Prendete tempo! Coppia storica! Ma come stai? Io benissimo quando sto con te. Esagerato! È bell'uomo Claudio che hai trovato, bravo! Ti ha fatto i complimenti! Bell'uomo! No. È vero! Mia mamma mi ha detto di non accettare complimenti da nessuna. Va bene, allora te li fa Claudio! No! Sono arrivato pomeriggio, ho fatto un'oretta di corsa e sono andato a farmi la doccia e mi sono vestito. Quindi dormi qua? Sì. Ah, e che numero di Interessante la stanza? Vuole cosa! sapere Claudio che numero di stanza? Me la sono dimenticata. È sfortuna! L'azienda come va? Va benissimo, quest'anno in Calabria oltre il 60%. Addirittura! Ce l'abbiamo messa tutta. Ah, però! Vedi che lui mi Va stuzzica! bene. Ti provoca Claudio, ti provoca! Ci vediamo dopo! Secondo me sì! Guarda che bella coppia! Ma che belli! Una coppia bellissima, complimenti! Ma va molto il blu Claudio! Lui sì, molto G. Molto blu. Lei in nero sta benissimo. Ma senti, io voglio farti una domanda che solitamente faccio a tutti gli uomini e stasera ho scelto te per fare questa domanda. Sei generoso? Sei generoso? Molto generoso. Molto generoso. Molto generoso, Claudio! È generoso, lo dobbiamo fare dire a lei. Assolutamente sì. Conosci la baronessa? Ciao caro, molto lieta! Illustrissima, come va? Bene, grazie cara! Con Claudio ci conosciamo a 30 anni. E con me no! Con me no! Con me no! Tutto bene, una meraviglia! Una meraviglia, c'è tanta gente! C'è tanta gente, ma gente vera! Gente che si diverte! Ma tu sei fidanzato? No, sposato con 3 figli. Ah, arrivederci! Arrivederci! Guarda come ballano in pista, Claudio! Scatenatissimi, una festa pazzesca! Complimenti, sei bellissima! Grazie, grazie! Siete bellissime! Grazie!
Sono bellissime Ma tu queste sei di ragazze. Cosenza? Tu invece? Io? Tu sei di? Ucraina. Ucraina è stupenda. Mi hanno detto che sei una grande artista. Grazie, sì, è vero. Vi state Grazie, divertendo, sì. ragazze? Vi state divertendo? Veramente siamo appena arrivati. Ah, e avete adocchiato già qualcuno? Come? Avete già adocchiato qualcuno? Al momento ancora no. Si mangia. Una festa bellissima, Claudio. Io non vedo l'ora di buttarmi nella mischia con te. Festa stupenda, noi vi lasciamo. Vi La lasciamo. puntata è finita. Mi raccomando, sabato alle 23:30